nord di Udine il territorio è caratterizzato da elementi paesaggistici molto articolati e diversi tra loro, che riassumono lo spirito della regione Friuli-Venezia Giulia, una regione che presenta su una superficie piuttosto piccola un'importante numerosità di ambienti. Ville padronali, chiese, rogge, colline, aziende agricole e paesi sono il cuore pulsante della campagna, dalla quale si innalza ripido l'arco prealpino. Parte di questa zona pedemontana mostra un felice connubio tra la natura dei luoghi e l'inevitabile antropizzazione, che comunque ha mantenuto un certo rispetto per le peculiarità dell'ambiente originale. Torrenti, boschi, prati e zone umide hanno conservato la loro impronta naturale nonostante la presenza delle attività economiche dell'uomo. All'ombra di questi tozzi rilievi, le attività agricole, frantumate in piccoli poderi e in coltivazioni di nicchia, offrono prodotti in cui la qualità e la genuinità sono il frutto della passione e del certosino lavoro dei contadini. Un esempio fra tutti è il Ramandolo, un particolare e apprezzatissimo vino di questa zona che si coltiva in un minuscolo versante del Monte Bernadia, o la Bernadia come suggeriscono i locali, tra i comuni di Tarcento e Nimis. Un prodotto raro il Ramandolo che evoca un carattere di eccezionale nobiltà. Le vigne sono allevate alla cappuccina su ardite terrazze e l'uva viene vendemmiata tardivamente per consentire un primo appassimento e quindi un naturale incremento zuccherino. I grappoli del verduzzo vengono quindi appassiti ulteriormente per giungere finalmente ad un vino dolcissimo che nulla ha da invidiare alle più blasonate etichette francesi. I vigneti del Ramandolo segnano il confine tra una natura addomesticata e quella più selvaggia che caratterizza le nostre prealpi Giulie. Da qui sale infatti una bella strada panoramica che conduce in breve tempo dentro a un arcaico mondo di intricate foreste, che nascondono un complicato ed esteso sistema di grotte carsiche molto particolari. La strada consente di ammirare le sinuosità delle colline oceaniche e le campagne ben ordinate che si spingono fino a Udine e oltre. Nelle belle giornate il mare appare come una luminosa virgola che chiude una pianura particolarmente compressa dalla singolare prospettiva. Qualche tipica casa di sasso sopravvissuta al terremoto del 76 mostra non solo il volto del passato, ma anche il paziente e certosino lavoro dei muratori, che ha lasciato un'impronta anche negli edifici sacri. Il bosco è forse l'elemento dominante di questo scenario che di tanto in tanto lascia intravedere timide fioriture e romantici scorci sulle piccole frazioni della valle del Cornappo e sugli scoscesi versanti che incombono sul torrente. Oltre l'abitato di Chialminis, quelle che ora sono foreste erano aperti pascoli, in cui le attività agricole garantivano una vita tranquilla e scandita dai lavori imposti dal tempo e dalle stagioni. Era probabilmente una vita meno convulsa di quella di oggi e la cura dell'ambiente garantiva di sicuro spazi rurali pittoreschi, nonostante le fatiche quotidiane. Oggi il Bernadia è un ambiente chiuso, a volte opprimente, che si apre inaspettatamente a Villanova delle Grotte, verso la catena dei Musi e del Gran Monte. In questo labirinto verde, in mancanza di un evidente sentiero o di qualche preciso punto di riferimento, l'orientamento potrebbe essere difficoltoso, anche se i pericoli, di fatto, restano comunque ridotti al minimo e la natura, per quanto selvaggia, continua a vivere la sua dimensione e i suoi ritmi. A circa 800 metri di quota sulla sommità del Monte Bernadia sorge un edificio dai connotati misteriosi, la cui edificazione risale al 1910. Si tratta di un possente forte militare, che peraltro non è mai stato utilizzato nel corso di eventi bellici, in quanto le ostilità del primo grande conflitto avevano interessato questa zona soltanto marginalmente. Sul piazzale del forte si eleva anche il faro monumento della Giulia, all'interno del quale sono conservate le spoglie di 6 caduti nelle 2 guerre mondiali.
Queste fitte compagini forestali non nascondono solo le antiche testimonianze dell'uomo e della sua storia, ma anche una straordinaria rappresentazione geologica che merita attenzione, poiché tutto il sottosuolo del comprensorio è interessato da un marcato sistema carsico che mostra in superficie doline di tutte le dimensioni, inghiottitoi, pozzi e crepacci, molti dei quali sono tuttora inesplorati, anche se le grotte più affascinanti sono visitabili senza problemi. L'area di Villanova delle Grotte del Monte Bernadia è un'area carsica molto importante e solo tra le grotte principali abbiamo uno sviluppo di oltre 30 chilometri. Uno dei fenomeni più interessanti a fianco delle più note grotte di Villanova è l'Abisso Vigant, la cui entrata si raggiunge dal paese percorrendo l'ombrosa strada che passa in prossimità dell'ingresso alle grotte e raggiunge le poche case del Borgo Vigant a quasi 600 metri di quota, nel quale ad oggi non risultano più residenti, anche se molte abitazioni sono state ristrutturate dopo le spallate del sisma dello scorso secolo. Il bosco che assedia il piccolo nucleo urbano offre piacevoli sensazioni di bucolica tranquillità. Il canto degli uccelli, il fruscio del vento e il gorgogliare dell'acqua sono infatti i protagonisti di questo luogo, che tuttavia mimetizza l'alone di mistero dal quale è ammantato l'omonimo abisso. Una bella mulattiera di ciottoli occultata da una fitta vegetazione scende dal borgo su terreno eocenico, tra inquietanti macigni di calcare, in parte ricoperti di muschi, che assumono nella solitudine del luogo contorni vagamente antropomorfi, in sintonia con le atmosfere e la scenografia di un film. L'Abisso di Vigant è una grotta ad andamento prevalentemente verticale, quindi fatta a pozzi, che collega due vallate perché sul fondo ha un sifone sempre pieno d'acqua che sbuca nella Val Cornappo, quindi inizia dalla Val Torre e finisce nella Val Cornappo. L'ingresso a questa cavità è un gigantesco portale sostenuto da una grossa architrave alla base di una parete rocciosa. Lo si raggiunge per un comodo sentierino in leggera discesa, attrezzato con ponticelli e corrimano di legno sul rio Tanalò. Di questa impressionante cavità, che nel primo tratto di galleria ha un andamento leggermente discendente, se ne sono occupati i primi esploratori soltanto alla fine del 1800. Al termine del grande cunicolo di ingresso, la visita per i turisti si ferma qui, poiché poco sotto si apre il sistema di pozzi. I più profondi raggiungono anche i 40 metri, che costituiscono l'abisso vero e proprio. Il complesso carsico raccoglie infatti le acque meteoriche di superficie che inondano la cavità fino alla sua uscita 250 metri più sotto. Il torrente Cornappo riceve le acque dell'Abisso Vigant esattamente in questo punto della forra. Questo ambiente di superficie è caratterizzato da precipitazioni molto abbondanti e limitate escursioni termiche. La zona di Vedronza e di Taipana presenta una nutrita quantità di rii e ruscelli che sono alimentati da una serie innumerevole di arrivi d'acqua e di sorgenti che sgorgano dai luoghi più disparati. Il consistente fenomeno del karsismo è la chiara evidenza di un'attività idrica molto intensa che interessa sia le rocce sedimentarie sia quelle di origine calcarea. Molto suggestivi, ad esempio, sono alcuni tratti del rio Valcalda che si getta nel Cornappo nei pressi di Micotis. È un vero e proprio canyon in miniatura, scavato nella roccia dalla corrente del rio che qui assume trasparenze e colori davvero affascinanti. Il percorso tra le rocce modellate in forme ammaglianti crea un tortuoso labirinto che si può ammirare direttamente dalla strada che sale la piccola valle. È una rassegna di sculture moderne in cui l'acqua pennella giochi e virtuosismi dinamici in formato lillipuziano. Gli azzardati accostamenti di colore tra i vari elementi della scena sono abbastanza inconsueti e virano dai grigi e marrone delle rocce fino ai verdi e turchesi dell'acqua.
Nei dintorni di Villanova delle Grotte, quasi tutte le aree impervie della zona sono state interessate da eventi geologici che si sono succeduti nel corso di milioni di anni e hanno prodotto faglie e fenomeni diversi che oggi sono evidenti soprattutto agli esperti, ma che sono rilevabili anche dai profani con una attenta osservazione. Dobbiamo pensare che il territorio era in antichità il fondo del mare e che la composizione degli strati superficiali è frutto dell'attività di sedimentazione, che peraltro nel corso dei millenni si è alternata con quelli calcarei, dando vita ad un sandwich profondo anche migliaia di metri. Ed è proprio questa sovrapposizione di banchi argillosi con quelli calcarei che ha prodotto la curiosità della zona, prima fra tutte quelle della grotta di Villanova, che ha peculiarità uniche in Europa. Il suo ingresso è evidenziato da un grande cancello di ferro dal quale si accede in un tunnel artificiale che conduce all'interno della grande cavità. Siamo nel cuore della terra, sotto l'abitato di Villanova delle Grotte, in Alta Val Torre. Ci troviamo in una grotta che non dovrebbe esistere ed è stata scoperta nel 1925 da alcuni abitanti del paese che hanno fondato poi il gruppo a cui appartengo, il gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova. Questa è una grotta rara al mondo perché è formata fra due tipi di roccia completamente diversi tra loro, uno dei quali non è calcificabile, quindi è quasi impossibile che si formino grotte di questo tipo. Eppure la Grotta Nuova, a dispetto di tutto, ce l'ha fatta. L'acqua durante, pensiamo, almeno 2 milioni di anni, è penetrata nelle fessure del banco calcareo, ha aperto i primi cunicoli abbastanza stretti, ma anche molto ben concrezionati. Pian piano è arrivata sul banco di Flysch marnoso-arenaceo, che è una roccia impermeabile, però piena di fratture. Quindi l'acqua si è insinuata nelle fratture, ha scalzato i pezzi di roccia e visto che questo processo di erosione è molto più rapido di quello che avviene nel calcare, ha aperto delle grandi gallerie. Questa grotta ha oltre 9 km di sviluppo e non è ancora finita perché ci sono ancora delle zone da esplorare. Le prime esplorazioni, il grosso diciamo, è stato fatto proprio dagli scopritori della grotta, queste persone che venivano in grotta di notte con le mogli contrariate perché avevano paura, cominciavano a guardarsi in giro tra grandi esclamazioni, sorpresa a vedere queste meraviglie, questo paradiso dove siamo noi adesso. I soci del gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova hanno pensato che questa potesse diventare anche una risorsa e quindi pian piano con il loro lavoro gratuito hanno creato la prima parte di grotta turistica che poi nel corso dei decenni si è prolungata sempre di più fino ad arrivare ai giorni nostri. La Grotta Nuova è una grotta viva, la sua aria è talmente pura da essere sterile e da giovare a chi ha problemi di asma e malattie bronchiali. La grotta ha una sua fauna, piccoli animaletti innocui che vivono nel buio. È viva perché ha un torrente interno che la attraversa e l'acqua è pura, l'aria è pura. Questo è un mondo tutto da scoprire e da conoscere, un mondo che dà delle sensazioni del tutto particolari. Qui scorrono le acque che poi noi beviamo, che escono dalle sorgenti. Quindi è molto importante tutelare le grotte, l'acqua che vi passa attraverso e quindi anche le aree sovrastanti le grotte, che non devono assolutamente essere inquinate. La Grotta Nuova è molto interessante anche perché è una grotta che ha dimensioni diverse a ogni ramo. Ci sono delle zone come questa abbastanza piccoline, strette, concrezionate, delle gallerie ampie, dei grandi saloni come la Sala Regina Margherita, il ramo dei sifoni delle cascate dove scorre tantissima acqua, delle zone fossili e dei rami strettissimi, quindi è una grotta molto molto varia. Ogni ramo, ogni galleria di questa grotta è diversa dagli altri. C'è un meraviglioso mondo sotterraneo, ma il mondo è bello anche all'esterno. Siamo in una vallata che dista alla fine poco più di 30 km da Udine, montagne meravigliose, panorami mozzafiato, torrenti, cascate, il Rio Lastra la cui acqua scorre sulle lastre di arenaria lisce. Qui ci sono posti bellissimi, rilassanti, dove veramente ci si può sentire a contatto con la natura. Alcune delle curiosità naturalistiche e geologiche degli ambienti che fanno corona al Bernardia sono talvolta poco visibili e in qualche caso è necessario assumere precise informazioni per localizzare quei geositi poco conosciuti e semi-nascosti dalla vegetazione. È il caso, per esempio, del Rio Lastre, un incredibile torrente che pare pietrificato da una strega maligna.
La sua caratteristica è appunto quella di scorrere in un letto di pietra incredibilmente levigato. La portata dell'acqua è ovviamente influenzata dalle precipitazioni, ma in genere sopra queste lastre, da cui deriva appunto il nome del ruscello, interrotte da cascatelle e salti rocciosi, scorrono pochi centimetri di acqua, che consentono di camminare, naturalmente con scarpe robuste, proprio dentro l'alveo, senza bagnare i piedi. Il fondo di questo singolare torrente è fatto di roccia sedimentaria, impermeabile e compatta, di origine marina, il cosiddetto flysch, che nel corso dei millenni non ha subito spaccature o alterazioni di rilievo. L'ambiente è suggestivo anche per la biodiversità che si avverte in modo importante. La varietà di piante, fiori e animali selvatici, tra cui l'orso, sono il biglietto da visita di un luogo appartato che è comunque addomesticato da numerose piste forestali che offrono percorsi naturalistici di grande pregio, come quello che consente di raggiungere la Sella Foredor tra il Giampon e il Quarnam attraverso il Rio Vedronza. Il mondo carsico è sinonimo di grotte e di anfratti sotterranei che inghiottano le acque superficiali fino a generare ruscelli e corsi d'acqua che scorrono anche nell'oscurità delle viscere della terra. La grotta è un libro di storia della Terra perché testimonia, ad esempio, questi movimenti che sono movimenti tettonici che hanno deformato gli strati di roccia. Quindi nell'andamento regolare degli strati del flysch capita di vedere queste pieghe impressionanti. Sembra impossibile che la roccia venga piegata in questo modo. Le fratture sono poche, quindi la roccia è abbastanza plastica. Vicino possiamo vedere una cosa molto particolare. Questa è una grotta di contatto. Il fatto di essere formata fra due tipi di roccia diversi si può vedere molto bene in certi punti. Ad esempio, qui c'è questo banco calcareo che ha un piccolo cunicolo. Questo è l'inizio della grotta nuova, perché l'acqua è penetrata nelle fessure della roccia e per dissoluzione chimica ha aperto questo tratto di cunicolo. Poi, quando l'acqua è arrivata sul banco di flysch, ha trovato la roccia impermeabile, quindi non poteva più aggredirla chimicamente. Però la presenza di tutte queste fessure negli strati di arenaria ha fatto sì che l'acqua si insinui nelle fessure, scalzi questi blocchi di roccia e cominci a portarli giù verso il fondo e si apre la strada in questo modo. Tutta la parte della grotta che è formata a contatto con il flysch marnoso-arenaceo è molto più ampia di quella formata all'interno del banco calcareo. Le grotte non sono pericolose neanche in caso di terremoto. Qui sopra inizia il ramo della Faglia, che è una galleria dove si cammina proprio in mezzo a una faglia. Lì ci sono le uniche tracce del terremoto del 1976, delle concrezioni che si sono spezzate proprio perché si trovavano sul piano di faglia. Queste sono le fratture nello strato di arenaria, dove l'acqua riesce a penetrare e scavare la roccia. Sembra quasi un pavimento artificiale, in realtà è completamente naturale. Flysch, lavorato dall'acqua come una scultura di roccia. Questo è
grande masso, un blocco anticamente staccatosi dalla volta della grotta. Questi sono alcuni fra i più bei specchi di faglia che si trovano qui dentro. Allo specchio di faglia si vedono come delle striature, è la direzione in cui si muove la faglia. Qui chiaramente manca l'altro specchio di faglia perché i blocchi nel corso dei millenni sono caduti al suolo. L'acqua non scorre più, ma se così fosse si insinuerebbe attraverso tutte queste linee di frattura e riuscirebbe a scalzare i pezzi di roccia. Questi sono tutti strati di arenaria, sono di vari spessori ed è sabbia cementata sul fondo di un antico mare. Le concrezioni si formano grazie all'acqua, ma anche vengono scavate dall'acqua stessa una volta formate. Questo è il grande altare, una grande colata calcitica formata dall'acqua che scendeva lungo la parete. È stata chiamata così dagli scopritori della grotta che quando sono arrivati qui sono rimasti veramente esterrefatti perché è uno spettacolo. C'è una curiosità, quelle due colonne là vicino alla parete che sono spezzate e le parti inferiori sono leggermente spostate a destra. Questo perché col tempo e col passaggio dell'acqua il pavimento si è lievemente abbassato. In grotta esistono miriadi di concrezioni dalle forme e dimensioni più svariate, come queste bellissime stalattiti. A volte le stalattiti crescono lungo delle linee. Sembra una cosa abbastanza strana, in realtà queste linee sono microfratture nel banco calcareo che consentono un passaggio più agevole all'acqua. Le stalattiti più sottili si chiamano cannule o chiamate anche scherzosamente spaghetti. Hanno un forellino in mezzo che permette il passaggio della goccia d'acqua che fa crescere la stalattite. La stalattite che cresce in milioni di anni ricorda all'uomo che i tesori della natura sono un patrimonio inestimabile e questa grotta di questa piccola montagna sopra Nimis ne conserva appunto la memoria.